Do la parola al sindaco per un saluto istituzionale. Grazie Nicola. Grazie Domenico. Buonasera a tutti, grazie per essere qui questa sera. Grazie, poi vedremo a chi ringraziare nel dettaglio, poi lo farà Domenico, insomma. Io porto il saluto di tutta l'amministrazione comunale che rappresento, per noi è un piacere ma soprattutto un onore avere una mostra di questo calibro qui nel nostro comune, nel nostro territorio. L'altro giorno sono passato, abbiamo fatto una riflessione che qui c'è veramente un pezzo di storia, ecco. Quindi per noi è veramente un onore e dobbiamo essere orgogliosi di avere una mostra di questo tipo. Non voglio dilungarmi tanto perché credo sia giusto che gli onori di casa li faccia chi questa mostra l'ha pensata, sudata ed è riuscito a portarla a casa. Quindi io veramente, Domenico, passa la parola a te perché è giusto che faccia tu i ringraziamenti, perché sei riuscito a fare una cosa che credo si possa collocare fra le migliori che abbiamo mai avuto nel nostro territorio. Quindi grazie a tutti per la partecipazione. Io inizio con ringraziare la Fondazione Rossi, il Presidente Vera Rossi e il Vicepresidente Fausto Rossi, nonché Chiara Spangolo che ha collaborato per la realizzazione del catalogo che è in fase di approvazione da parte della Fondazione stessa. Questa mostra il merito è naturalmente in primis dell'architetto Cristiano Urban, che ringrazio di cuore, e non meno dell'architetto Ubaldo Federico. Non è un evento che è stato o che ho programmato nel corso del 2024, ci siamo parlati dopo metà Ferragosto, quindi verso il 20, e dovevamo fare una conferenza sul materiale d'archivio di Cristiano Urban. Dalla conferenza abbiamo iniziato a fare un meeting con la fondazione, abbiamo un attimo preso anche da parte mia coscienza di tutta la bellezza e dell'unicità di questa mostra, perché è una mostra non solo particolare ma unica, perché non ho mai visto, e potete essere concordi con me, nel vedere tante cose dedicate a una persona. Quindi parliamo di bozzetti, parliamo di fotografie, parliamo di libri, per chi ha studiato e è un attimo appassionato di Aldo Rossi, credo che vi capisca molto bene. Quindi dovevamo fare una conferenza, non dovevamo fare una mostra. Abbiamo fatto tutta una corsa, un continuo di dispendio di energie, soprattutto da parte di Urbello, che è instancabile, e di Cristiano, e siamo riusciti ad avere tutto questo. Quasi da pazzi, nel senso che le mostre io di solito le programmo un anno prima, vanno fatte con i dovuti passaggi, eccetera, ma abbiamo deciso di farla prima una settimana, poi abbiamo detto facciamo una minimo 2, adesso se c'è un po' più pubblico vediamo, insomma. Naturalmente su questo devo ringraziare chi viene dopo a questa mostra che abbiamo spostato, Luciano, ma Luciano capisce che qua presente, lo ringrazio pubblicamente. La mostra precedente era quella pittori dell'8-900, anche quella è una mostra molto importante, con grande successo di pubblico, una mostra di collezioni di privati trevigiani messi a disposizione di tutti per poterle capire, vedere, eccetera. Quindi questo piccolo spazio diciamo che è una fucina, una continua novità. Questo grazie alla collaborazione però dell'Associazione Eventi Artistici Treviso e grazie anche alla collaborazione con l'amministrazione. Il gioco di squadra, quando si fa di squadra, poi si vince. Io vi farò perché è giusto dare la parola a Cristiano e a Federico, prima a Federico e poi a Cristiano, che ci spiega un attimo la mostra, perché la mostra ne vale veramente la pena. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, io sono presidente di questa
l'associazione chiama eventi artistici Treviso e solitamente le mostre le dedichiamo a chi è già andato, nel senso a quelle persone, tipo anche i pittori 8-900, non c'era nessuno rappresentato qualche evento che aveva 96 anni, insomma, era un omaggio che non aveva potuto fare. Quindi fare qualche mostra che abbiamo fatto in passato, qualche artista eccetera presente è, penso, non una medaglia di più. E Cristiano lo merita, nel senso che quando io l'ho conosciuto un paio d'anni che lo conosco, però non avevo mai entrato nel merito del Rossi, sono collezionista di Aldo Rossi per 30 anni, quindi so che devo fare. Non è facile neanche trovare le cose di Aldo Rossi, a parte le cose che troviamo in commercio, sono le grafiche, eccetera, non è facile. Quindi quando ho visto l'archivio di Cristiano mi si è aperto un mondo, soprattutto quando mi ha mostrato la foto di Aldo Rossi con Luigi Ghirri. Luigi Ghirri è considerato il fotografo più importante italiano che abbiamo avuto, è morto nel 97, c'è stata una mostra alla Fondazione Colini di Stampagna molto importante con 100 canadesi. E lo stesso Rossi in quell'occasione diceva che aveva avuto pochi incontri con Luigi Ghirri, però quegli incontri sono stati documentati da Cristiano e ci sono le foto nel suo archivio, ci sono anche nel catalogo, alcune sono state viste, c'è il catalogo deve uscire, non è uscito in tempo per oggi, poi stiamo facendo una cosa molto scientifica, molto puntuale, cioè tutti i disegni sono stati messi in libri, un po' di ricostruzione, le foto idem, eccetera, in maniera da dare anche una valenza scientifica a quello che è stato fatto. Ecco, perché Rossi è importante? Ed è perché lo studio da 30 anni, a parte che l'abbiamo conosciuto all'università, è un punto di riferimento già all'epoca, eccetera. Ha creato, tra virgolette, forse anche l'ultima scuola, così lo siamo. È importante perché ha disegnato, ha costruito e ha scritto. E oltre a queste tre cose che sono fondamentali per un architetto, pensiamo al Palladio, che quando le costruzioni, eccetera, è un poeta. Però per arrivare alla poesia di Aldo Rossi bisogna studiare. E non è facile perché nel 66 ha scritto l'architettura della città e nell'80 l'edizione americana ha fatto l'autobiografia scientifica, che è stata tradotta solo nel 90. Abbiamo la prima edizione del 90. Però per ad esempio capire l'autobiografia scientifica bisogna avere un terra culturale già acquisito, non è facile. Io stesso ho dovuto leggere più volte, capire che c'è dietro tutto l'apparato culturale, allora si entra nel mondo proprio di Aldo Rossi, che lo presentiamo in queste grafiche. Qui vediamo proprio i riferimenti, che non c'è un segno fatto a caso. Cristiano non l'avevo superato, anche nelle tavole grafiche, nel senso. Ecco, e niente, io vorrei lasciare la parola a Cristiano, lo ringrazio ancora, spero che sia un punto di partenza della mostra. Vedo qui Ivana Agostini che per anni ha diretto la biblioteca della cultura a Borgorico e già con lei ho creato un filo rosso per portare la mostra a Borgorico, spero di portarla quanto prima perché merita, magari anche avviata con il rapporto della fondazione, che sarebbe veramente un omaggio sia al municipio sia al centro, al museo della Circolazione, insomma. Questo. Ringrazio il frate Cristiano Avvocato Calvetti perché ha finanziato tutte le cornici che vedete qui, tutte quelle nere, tutte queste grandi. Penso che sia stata una spesa notevole, però non meritava, questo è mio ringraziamento personale, naturalmente anche i corniciai che hanno eseguito questo lavoro in 15 giorni, quindi cessate il lavoro che è stato fatto. Cristiano, a te la parola. Solo una precisazione, Padova è legata ad Aldo Rossi perché nell'aprile del 1985, lo solo ricordarlo, c'è stata la terza biennale di architettura, terza mostra internazionale di architettura, la Biennale di Venezia, proprio in questa chiesetta. Ecco la motivazione per cui siamo stati stimolati nell'apprezzare, nel riportare Aldo Rossi. Il prossimo anno sarebbero 40 anni, quindi auspico che questa mostra, cioè che il prossimo anno ce ne sia un'altra, ma che questa sia l'inizio di molte altre mostre, perché con l'archivio che hai veramente meritano. A te la parola. Grazie al sindaco, grazie al Burbello, no Burbello, scusate, l'emozione. Come buon italiano, il primo ringraziamento va a mia mamma. Brava!
custode che ha scoperto Federico con l'acquisto di un mobile, e da lì è partita tutta la storia. Non sono molto bravo a parlare, però vi ringrazio di essere venuti. L'esperienza è stata un'esperienza molto importante, anche perché sono entrato dalla porta dietro e sono uscito dalla porta principale. Vuol dire che sono riuscito a entrare nella vita privata, e quello che voglio divulgare nella mostra è far capire la personalità di Aldo Rossi, che sembrava un super uomo, invece alla fine anche lui si è accorto di essere un uomo semplice, solo molto più acculturato di altri, però non lo dava a vedere, e lo si capisce dalle foto che ho scattato. Lavorava in semplicità, aveva pochissimi amici e pochissime persone di cui fidarsi. Proprio per questo ci sono aspetti della vita privata che non sono mai stati documentati prima dell'87, da quando ho iniziato io a collaborare. Ci sono solo foto istituzionali in cui lo riprendevano nei momenti istituzionali, mentre qui c'è, nella prossima mostra mi auguro anche di poter ampliare quell'aspetto lì attraverso altre foto. È stato difficile un po' fare un sunto, perché Federico può testimoniarlo, nelle 2 visite o 3 che mi ha onorato, io continuavo ad aprire e lui continuava a dire questo lo mettiamo, ma ci sarebbero... Poi ha trasferito tutto a lui, che ha trasferito a lui, ed è nata una storia è nata un'amicizia, ed è quello che ho imparato attraverso il lavoro, scremare e scegliere le persone con cui collaborare e portare avanti dei progetti, dei sogni che sono rimasti, finalmente si sono un po' realizzati. Grazie a tutti. Allora, le sezioni sono state divise, siamo partiti dalle foto, che non hanno una sequenza cronologica, ma hanno una sequenza momentanea, cioè proprio per quello abbiamo intitolato Momenti con Aldo Rossi, perché fine settimana, cioè io ho avuto la fortuna, per lui la sfortuna è che la famiglia e tutto l'entourage professionale dello studio lo abbandonava e lui rimaneva da solo. Allora organizzavamo queste gite al lago nei vari punti dove aveva costruito le sue architetture più canoniche. E io ogni tanto la prendevo anche come un po' una fatica, perché abbandonavo i miei affetti, però poi alla fine erano scambi culturali non indifferenti. Difatti, se notate, io penso di essere l'unico che ha tutti gli oggetti autografati, comprese le riviste, tranne i libri istituzionali di architettura, perché non si parlava mai di architettura, si parlava di soggetti, si parlava di riferimenti, di natura, e mi mostrava da dove arrivava la sua ricerca. Dunque abbiamo deciso di partire con un reparto della fotografia, per mostrare anche che lui, essendo di un certo livello, tante volte dicono che non va mai in cantieri, invece lui visitava tutti i suoi cantieri uno per uno, perché per lui erano come dei figli e li faceva crescere, anche molte volte a spese di chi sbagliava, perché o demoliva una torre o cambiava per esempio le colonne di Villa Alessi. Sono dei rocchetti in veola pieni, costruiti secondo il canone romano, greco, scusate, ed erano errati di 1,5 centimetri, e lui li ha fatti sostituire, e è stato un grande colpo accorgersi che
Dai disegni che voi vedrete magari studiando sembrano disegni un po' infantili o fuori forma, ma erano alla fine in scala, perché bastava tradurli, misurarli, riproporzionarli, tradurli su lucido, perché una volta c'era il lucido, ed erano perfetti. Poi abbiamo voluto portare un'esperienza forte che è la mia tesi di laurea, perché nel momento in cui lavoravo in studio ho partecipato al progetto del Teatro La Fenice, che ha vinto Aldo attraverso varie controversie, perché prima è stato vinto da Gaio Lenti, ma il progetto di Gaio Lenti era incongruo, e da lì era stato imposto il tema com'era e dov'era, solo che a lui non piaceva perché era stato falsato negli anni, e poi la sua teoria di teatro era una teoria più per il pubblico, diciamo un teatro scientifico, dove ci fosse più contatto tra il visitatore e l'attore. E allora da lì siamo partiti con il progetto di laurea, che è quello esposto dentro il progetto di Aldo Rossi e dentro nella battuta. E da lì, nella sezione si vede come lui abbia voluto inserire, o consigliato, visto che di mettere la scenografia del Palladio, perché quando lo spettatore entrava diventava il protagonista della scena e creava una situazione di interno, esterno e di partecipazione, e anche i palchi volutamente li voleva spogli, perché erano per il pubblico, dunque potevi aumentare le sedie, per lui non esistevano i palchetti, tutte le cose che sono un po' formali nel teatro, cioè tecnicamente doveva essere rispettato tutto, mentre per quanto riguarda il rapporto scena-spettatore era un tutt'uno. Poi ho inserito un altro progetto molto importante che è Santa Maria del Fiore, un progetto, un concorso a cui ho partecipato e che mi ha dato molta soddisfazione, perché ho iniziato a collaborare con Mark Cocker, che cito ed è l'architetto che ha realizzato le ultime prospettive dello studio, quelle di grandi dimensioni, quelle che hanno potuto rappresentare i cantieri berlinesi e tutti quelli che avevano bisogno di un grande impatto, perché avevano delle dimensioni di una scala molto grande e dunque non esistevano i rendering, si faceva ancora tutto a mano. Difatti quelle sono tutte tavole disegnate matita, china e acquerellate a mano, dunque quelle sono e quelle non si possono, non c'è neanche il lucido di quelle tavole lì. Poi ho voluto inserire un'esperienza universitaria che fortunatamente ha salvato l'architetto Burbello in una visita, quando è venuto a visitare, e da lì è un esame che rappresenta lo sviluppo che avevano in mente per Villa Fassetti. Franchetti, io sono il progettista, sono passati ormai 35 anni e sono l'unico che con questo progetto e il progetto iniziale, che era la fase di studio, ha realizzato 3 progettazioni. Di solito si fa il primo esame e poi si passa al secondo. Io ero talmente appassionato che ho voluto svilupparlo e sono le 3 fasi. Poi la fase grafica per cercare di mostrarvi come Aldo lavorava. Lì si nota proprio un classico progetto di studio. Questo è uno studio per progetti milanesi che poi diventerà una grafica.
però si visitava il posto e fortunatamente io ero sempre a casa con lui, cioè ero sempre a Milano ad agosto, a Natale, i giorni di compleanno, e allora lo seguivo, si scattavano delle Polaroid, si raccoglievano materiali, si arrivava a casa, si schizzava. Questa è la base di studio per monumenti romani, da cui poi lui selezionava i punti strategici e poi ci sono altre grafiche importanti per far capire come anche la differenza di lavoro tra l'epoca passata e l'epoca. Io adesso ho difficoltà a lavorare perché non c'è più un'identità, anche forse con la questione della globalizzazione dell'Europa si è un po' tutto riformato, mentre non vedi più un'architettura parigina, non vedi più un'architettura berlinese, non solo italiana. Però purtroppo i tempi corrono e bisogna adattarsi a quello che è. Qui volevo far vedere il dettaglio, come lavoravamo. Questa è la sua casa al lago, questo è il gabinetto e questi sono i dettagli che noi realizzavamo prima di andare in esecutivo. E la casa, comunque tutti gli elementi in legno, dagli arredi ai dettagli, venivano seguiti da Bruno Longoni, che è in una foto, che anche lui ho ritratto, che è venuto purtroppo a Mascare 2 giorni fa e ha voluto inserire una foto che è anche di un amico. E poi basta, questo è quello che è successo in 35 anni, che fortunatamente ho custodito perché in certi momenti il morale era talmente a terra che ha rischiato di andare perduto. Però grazie alla famiglia che mi ha aiutato, e vorrei ringraziare una persona che non c'è perché è in viaggio, è andata, ed è la Patrizia Calvetti, Patrizia Spilato, che mi ha supportato moralmente e mi ha dato dei consigli. Dunque ci tengo che venga immortalato questo messaggio. Va bene, grazie a tutti e buonanotte. Cristiano con un esecutivo che lui era, sono delle architetture collegate, cioè c'è un foyer, c'è un edificio a cupola tipo il Pantheon e c'è un altro edificio dedicato alla biblioteca. Praticamente c'è Villa Franchetti al corpo principale, le partite laterali, e dietro si sviluppa queste architetture collegate con un'infilata. Cosa fa Aldo Rossi? Prende in mano il riferimento esecutivo di Cristiano e il colpo del maestro cosa fa? Gli dà il ruolo delle proporzioni. Sono scritte, ci sono 15, 15, 15, 4, 15, 4, 30, cioè 15 il foyer, 4 il passaggio, 15 il Pantheon, 30 la biblioteca. È già tutto proporzionato, dentro ci sono anche riferimenti progettuali, c'è Scamozzi, c'è Vasari, Vaticano, una volle anche sotto, e anche i materiali, c'è la cupola di rame per quella più piccola e la cupola di piombo per quella più grande, e lì vedete la grande biblioteca. Cosa succede? In Aldo Rossi, studiandolo, i veri riferimenti sono sempre nascosti, cioè voi li vedete lì sul tavolo, ma qui non ci sono. Infatti la biblioteca è una citazione di Aslo e le 2 cupole sono la salute di Venezia. Ecco, quindi quando studiate Aldo Rossi dovete sapere che i veri riferimenti non ve li dà mai, vi dà quelli magari più espliciti, e Cristiano lo sa. Ecco, questo per dire che il mestiere ha sempre i suoi segreti. Poi c'è un'altra notazione importante, che quando io vi citavo le proporzioni, cioè in Aldo Rossi la concinitas classica, c'è nelle nostre architetture in questo momento non c'è, è sparito tutto, sono solo dei cubetti, metri cubi. Io ho delle forme amorfe, antistatiche. Mentre quando vedete un'architettura di Aldo Rossi dovete pensare alla memoria, dovete pensare alla storia e al significato che lui dà. Guido Cannella, quando fa il necrologio sulla lista zodiaca, parla di un creatore di linguaggio, ma allo stesso tempo tutta
un'architettura dell'architettura dell'architettura, cioè una rivisitazione che fa sua di tutte le architetture della storia del passato, quasi come un custode. Questo è un po' il messaggio che dobbiamo lanciare. Secondo me, purtroppo, non è facile ad Rossi perché bisogna studiarlo. Non è facile studiare, lo sapete bene, perché vediamo in un'epoca che sembra che con un clic si faccia subito. Però ricordatevi, rimarrà sempre la poesia. Questo è il mio messaggio. Buona visione e sotto l'aspetto della poesia di Aldo Rossi, che è la cosa più E di Cristiano. naturalmente di Cristiano, naturalmente, questa è una mostra di Cristiano. Grazie a tutti.